Era entrato per gioco nel cantiere chiuso assieme all'amichetto e ha messo in moto un muletto. 13enne muore schiacciato a Venezia, l'incidente ieri sera, ora si aprirà un'inchiesta sui fatti. Agricoltore 60enne di San Bonifacio muore travolto dal trattore mentre stava vendemmiando con moglie e figlia. Ancora un dramma sul lavoro in Veneto, l'infortunio nel pomeriggio a Lonigo. La tragedia, Far di Soligo in sosta senza freno a mano in discesa, l'auto si schianta contro un muro, muore a 72 anni la moglie dell'ex primario di oncologia dell'ospedale di Castelfranco. Si scontra con la sua moto da cross contro una Fiat Panda, è accaduto ieri pomeriggio in centro a Vico d'Arzera, nel Padovano, muore un giovane di appena 18 anni. 17enne pestato da coetanei stanotte in Prato della Valle, l'aggressione potrebbe avere a che fare con un altro scontro tra bande di giovanissimi avvenuto a novembre. Sassi contro i Rom, a lanciarli il sindaco di Calalzo di Cadore De Luca per risolvere a modo suo una sorta di accampamento abusivo vicino alla stazione. Appuntamento con lo sport e la programmazione di Antena 3 da domani, ogni martedì e mercoledì la nostra prima serata sarà dedicata al grande calcio. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale del Veneto. Iniziamo, come avete sentito, dalla tragedia di ieri, del tardo pomeriggio, nel quale ha perso la vita un ragazzino di appena 13 anni, schiacciato da un muletto. Insieme a un amico considerato un fratello maggiore sono entrati nell'area di un cantiere. Sapeva anche il piccolo come mettere in moto questo muletto. Poi la tragedia, ora si aprirà un'inchiesta. La procura oggi ha aperto un'inchiesta per capire come possa essere morto dopo che il muletto gli è caduto addosso inesorabilmente, anche se per la polizia municipale incaricata delle indagini i fatti sembrano essere chiari. Cristiano aveva appena 13 anni, ha perso la vita così ieri sera dopo le 18 a Venezia, vicino a casa dei nonni, nell'area della dogana, in zona Santa Marta, nel deposito privato di Boscolo Bielo. Letteralmente a fianco a me il teatro della tragedia, con l'area che oggi è stata posta interamente sotto sequestro. Cristiano non era la prima volta che praticava l'arte del parkour, disciplina in uso tra i ragazzi che consiste nel saltare con volteggi acrobatici da muri e ostacoli. Ieri, in compagnia dell'amico 14enne, considerato il fratello maggiore perché figlio dell'attuale compagno della mamma, è venuto qui. I due ragazzini, dopo essersi intrufolati nell'area privata e dopo aver trovato le chiavi del muletto, una volta a bordo di esso, hanno cominciato ad alzare il carrello elevatore e se il ragazzino più grande, dalla paura, decide di scendere, per Cristiano fatale è stato un dislivello della pavimentazione. Il muletto cade, Cristiano tenta di gettarsi dalla parte opposta, ma il carrello gli si rovescia addosso senza lasciargli scampo. Una morte orribile, con i vigili del fuoco di Mestre Treviso giunti sul posto con un autogru per tentare di salvarlo, ma come accertato anche dai medici del SUEM 118, per Cristiano non c'è stato nulla da fare. Cristiano con la sua compagnia si recava spesso qui, come racconta, che ha l'attività di fronte a quella della tragedia. C'è una telecamera, ma non so neanche se sia accesa. Senta, perché questa comunque è una zona col varco, no? Però è vero che chiunque può accedervi arrivando da Piazzale Roma. Ah beh sì, a piedi sì, con la macchina no, ma a piedi sì e da di qua si arriva. Certo che è un gioco un po' rischioso. Un agricoltore di 60 anni di San Bonifacio nel Veronese è morto dopo essere stato travolto dal trattore da cui era caduto in un vigneto a Lonigo nel Vicentino. L'incidente si è verificato oggi attorno alle 15, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento e con l'uso di cuscini sollevatori all'aria hanno estratto l'uomo da sotto il veicolo. Nonostante i soccorsi, il personale medico del SUEM ha constatato la morte dell'uomo. A dare l'allarme è stata una delle figlie che si è accorta del trattore finito contro un ostacolo fisso, le cui rote continuavano a girare, tanto da aver scavato un solco a terra. Ennesimo incidente sul lavoro in Veneto, 2 dipendenti di un'officina meccanica di Rovigo sono rimasti ustionati oggi per lo scoppio di una bombola di GPL. Le vittime hanno riportato ustioni a volto e braccia, lo scoppio si è sentito a distanza. Sul posto i vigili del fuoco, il SUEM e la polizia. L'esplosione è avvenuta per causa in corso di accertamento all'interno dell'autofficina dove stavano lavorando i 2 meccanici, come vi abbiamo detto, questo a Rovigo.
In sosta senza freno a mano, in discesa, l'auto ha così preso velocità e si è schiantata contro un muro. È morta 72enne Adriana Bertolo, moglie dell'ex primario di oncologia dell'ospedale di Castelfranco. È sceso dall'auto per un istante, giusto il tempo per annotare il numero di telefono su una casetta in vendita sulle colline di Guia a Valdobbiadene, ma non ha tirato il freno a mano. L'auto ha cominciato a scendere a valle sempre più veloce nella strada inerpicata tra le colline. La moglie, seduta sul sedile del passeggero, ha cercato disperatamente di fermare il veicolo. Non riuscendoci, ha preso il volante cercando di guidare la traiettoria della macchina. C'è riuscita per 2 chilometri, poi l'auto si è schiantata contro un muro di cemento. È morta così Adriana Bertolo, 72 anni, di Castelfranco. Disperato il marito Paolo Manente, notissimo oncologo, ex primario dell'ospedale San Giacomo. La notizia della tragedia ha scosso profondamente la Castellana, dove la famiglia del dottor Manente era molto conosciuta. Stamattina sono stato sorpreso quando abbiamo sentito le campane suonare alle 8:15, 8:20. Le campane della chiesa di Salvatronda a lutto hanno annunciato la tragedia che si è abbattuta sulla famiglia. I Manente, genitori e 3 figli, erano molto legati e proprio alla famiglia la signora Adriana ha dedicato tutta la vita. Uniti profondissimamente, con una fede non tanto esteriore quanto invece, ecco, che manteneva unita la famiglia. E Adriana buonissima, una capacità di in silenzio con umiltà, ecco, ha superato tante prove nella famiglia, ma proprio con una forza d'animo meravigliosa. Sul luogo della tragedia i vigili del fuoco di Carabinieri di Vittorio Veneto, che ora dovranno accertare l'esatta dinamica dell'incidente. La data dei funerali non è ancora stata fissata. E poi la Megarissa questa notte nel cuore di Padova, Prato della Valle, tra bande, e forse non è la prima volta, è legato a un episodio del passato. La diagnosi è di trauma facciale con frattura delle ossa nasali, di un elemento dentario dell'arcata superiore e ferite lacero-contuse allo zigomo. Per un 17enne di origini nigeriane, nato e residente a Padova, la prognosi è di 30 giorni. Il giovane è finito al pronto soccorso dopo essere stato aggredito da 4 coetanei, ai quali aveva chiesto spiegazioni circa delle minacce che il gruppo avrebbe rivolto a dei suoi amici che si trovavano poco distante. È accaduto stanotte in Prato della Valle. Sul fatto indagano i carabinieri. L'episodio potrebbe trarre origine da un precedente scontro tra i 2 gruppi contrapposti, di cui fanno parte indistintamente giovani studenti italiani e in minoranza stranieri. Uno scontro avvenuto a novembre nell'area Bassanello-Guizza, che vedeva tra i coinvolti proprio il 17enne e alcuni suoi amici che all'epoca aggredirono un coetaneo procurandogli lievi lesioni. E poi una donna di 36 anni è stata arrestata per violenza, minaccia e oltraggio pubblico ufficiale al termine di una giornata piuttosto movimentata. Sentite dove. Un pomeriggio tutt'altro che tranquillo, quello vissuto da un 44enne di Campo d'Arsego e una 36enne rumena residenti a Tribano, tanto da richiedere l'intervento dei carabinieri di Piazzola sul Brenta, allertati dal titolare di una trattoria di San Giorgio delle Pertiche, dove il duo disturbava l'attività del personale e gli altri avventori. Giunti sul posto i militari trovavano la coppia in forte stato di alterazione alcolica. La donna era quasi priva di conoscenza, tanto da rendere necessario l'intervento di un'ambulanza per accompagnarli al pronto soccorso di Campo San Piero. Dopo circa mezz'ora la centrale operativa della compagnia dei carabinieri di Cittadella veniva allertata dai sanitari dell'ospedale. Una paziente in escandescenza al pronto soccorso stava danneggiando gli strumenti sanitari e aggredendo verbalmente il personale. Ad arrivare la stessa pattuglia di carabinieri intervenuta precedentemente in trattoria. Anche la donna era la stessa soccorsa poco prima davanti al locale e ha accolto i militari ad insulti e minacce per poi passare a calci e spintoni. È stata arrestata per violenza, minaccia e oltraggio pubblico ufficiale. Sassi contro i Rom, e a lanciarli è il sindaco di Calalzo di Cadore. Gruppetto di 8 rom accampati nel boschetto accanto alla stazione dei treni con tanto di scorta di alcolici, schiamazzi e falò, e sindaco che va a stanarli lanciando un sasso nella boscaglia. È accaduto a Calalzo di Cadore, dove il sindaco e parlamentare di Fratelli d'Italia Luca De Carlo non si è tirato indietro dall'andare a risolvere a modo suo la situazione, come lui stesso ha poi raccontato in un post su Facebook raccogliendo quasi 800 mi piace. Ieri li ho stanati, li ho chiamati in 200 modi, non sono mai usciti e ho usato un po' delle maniere forti, alla fine sono usciti 2
una delegazione di 2, ma sono 8 all'interno del boschetto, e ho assistito a quella che è un vero paradosso, cioè ho detto: ma perché se sei qua dal 2000 non te ne vai, non vai da un'altra parte? E lui giustamente, dal suo punto di vista, mi risponde: a me chi me lo fa fare di andare via? Qua sto benissimo, la gente mi vuole bene e mi danno un sacco di soldi fuori dal supermercato. Abbiamo solo una maniera perché loro se ne vadano da qua, è quella di non dare più loro soldi. È talmente semplice che però capisco anche che ci siano persone che si lavano la coscienza dando loro i 5 euro e poi si ritirano nelle loro belle ville, che sono i classici radical chic di sinistra. E dopo ci sono quelli invece, le vecchine terrorizzate da questi che le pressano, che invece sono costretti a dargli 2 euro del carrello perché se ne vadano, ecco. Un anziano di 70 anni è morto annegato in un canale. A ritrovarlo il figlio, che oggi sotto shock lancia un allarme. Scivolato qui. Sì, vedi, le scarpe. C'è la scarpa, il piatto, perché volevo buttare via le cose che mangiava, le medicine, tutto quanto, perché aveva l'Alzheimer. È ancora sotto shock Dario Papesso per aver ritrovato suo padre annegato nel giardino di casa. Il tragico ritrovamento è avvenuto questa mattina a Casale sul Sile, in vicolo San Michele. Verso le 7:30 l'uomo era uscito di casa per cercare il genitore Tarcisio Papesso, di 70 anni. La tragica scoperta è avvenuta pochi minuti dopo, quando è andato direttamente a cercarlo nel posto dove era solito andare per fumare una sigaretta, in fondo al giardino di casa lungo cui scorre un canale. E proprio lì, a pochi metri dalla loro abitazione, c'era il corpo del pensionato ricoperto d'acqua. Giro e l'ho trovato disteso sul fosso, annegato. Le cause della morte sarebbero da ricondurre ad un incidente. L'anziano affetto da Alzheimer avrebbe perso l'equilibrio. Da tempo il figlio Dario cercava di inserire il padre in una casa di riposo. Di giorno era assistito da una badante, ma non era sufficiente. Il 70enne, visto il suo stato di salute, aveva bisogno di essere accudito in un ambiente sicuro. Per Dario questo dramma poteva essere evitato. Esatto, è da tempo che cerco aiuto, è da novembre che ho richiesto portarlo in casa a riposo, qualcuno che dà più aiuto. Io di notte non dormivo e stavo dietro mio padre. Casa di riposo non ce n'è una, poi può essere portata di notte da loro, perché non è mai stata portata di notte. Senta, una tragedia si poteva evitare. Si poteva benissimo evitare. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco di Treviso. Sul posto, per gli accertamenti del caso, sono giunti anche i carabinieri di Casale. A Vicenza, Campomarzo, ricorderete nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato quel video shock di giovani che si drogano a pochi passi dalle giostre dove giocano i bimbi. Ora c'è un nuovo capitolo in Viale Roma, un po' guardate insieme ora che cosa succede soprattutto nelle ore notturne. Guardate queste immagini, siamo in pieno centro città, in Viale Roma, la strada che dalla stazione ferroviaria di Vicenza porta a Piazza Castello. La parola d'ordine dovrebbe essere decoro. Dovrebbe, perché di notte c'è chi sfrutta i locali chiusi come dormitorio. Ai Chang-Chu, titolare del bar Palladio, non ne può più di questa situazione di degrado assoluto. Più di una volta, dichiara al nostro microfono, si trova un individuo in condizioni disperate sdraiato contro la vetrata del suo bar. Mattina alle 6 c'è una gente che dorme fuori il mio giardino. E questo non è tutto. E anche quando qualcuno vuole prendere fuori immondizia, quella mangiare, immondizia. Sì, anche io ho visto fuori, anche mattina vieni alle 6, qualcuno anche prende dentro la cassetta immondizia a mangiare. Avete capito bene, gente che fruga nei cassonetti dell'umido per cercare qualcosa da mangiare e poi, le immagini sono più che mai eloquenti, si accascia contro il bidone immerso dai rifiuti, immagini che riportano alla mente il degrado delle favelas, ma qui ai noi siamo nel cuore della città del Palladio, a voi ogni commento, noi porteremo la questione al sindaco Rucco. E poi se il sindaco di Calalzo, abbiamo sentito poco fa, trova il suo modo per risolvere le cose, nel West c'è la pistola più veloce, cioè ad Albettone, ed è il sindaco Gio Formaggio che avverte i banditi dal mio paese: state alla larga. Vediamo che succede. C'era una
una volta l'West, anzi c'era una volta il Nord-Est, il selvaggio Nord-Est. Siamo nelle terre del Basso Vicentino e qui in questo poligono Joe, il sindaco sceriffo di Albettone, viene a scaldarsi la mano. Nel mio paese ci sono in tanti quelli che sono pronti anche a sparare pur di difendere la loro famiglia e i loro beni. Welcome ad Albettown, benvenuti ad Albettone, ma non a tutti, non ai banditi. All'ingresso del paese Joe aveva attaccato un cartello rivolto a tutti i cercaguai con un avvertimento: non esiteremo a spararvi se violate le nostre case e minacciate le nostre famiglie. Per la pace di tutti, non entrate nel nostro territorio. Per questo il giudice, nonostante la procura abbia chiesto l'archiviazione, ha ordinato il processo per Joe, che ora deve rispondere all'accusa di istigazione a delinquere. Non penso di aver fatto niente di male, Lei ha perché istigato i suoi cittadini a sparare? Ho avvertito i ladri che non c'è aria in questo paese per venire a rubare. Li ho salvaguardati. Ha salvaguardato i ladri? Certo, gli ho fatto un piacere. Qui ad Albettone, se qualcuno viene in pace, viene per far turismo, viene per salutare qualcuno, ben venga. Se invece viene a minacciare le nostre famiglie e i nostri beni, insomma, deve stare molto molto attento, deve stare alla larga, insomma. Cosa può succedere? Sai, con tanti porte d'armi e tanta gente che vuole difendersi, insomma, non c'è da scherzare. Oggi ha sparato lei? No, non ancora, però adesso appena finita l'intervista andrò a farmi... Calda? La mano è calda e la mano è pronta. La mano è pronta e allora noi le abbiamo portato, vedete, la stella da sceriffo, vede? La stella da sindaco sceriffo che può anche appuntarsi subito. La attacchiamo immediatamente. Il sindaco sceriffo Joe Formaggio che ovviamente qui ad Albettone fa lo sceriffo. Ma è un nome d'arte Joe Formaggio? No, non è un nome d'arte, però suona bene. Sceriffo Joe Formaggio suona bene. Se vogliamo americanizzarlo, formaggio in inglese si dice cheese, quindi Joe Cheese, il sindaco sceriffo di Albettone. Un'idea. È un'idea, per il futuro è un'idea. Ciao a tutti, grazie. È stata presentata oggi un'offerta per rilevare le due aziende fallite collegate al marchio Melegatti. L'aggiudicazione provvisoria è avvenuta a 13,5 milioni di euro, lo rende noto il consigliere regionale veronese Valdegamberi. Da ora prosegue, decorrono i 10 giorni per eventuali offerte al rialzo prima dell'aggiudicazione definitiva. Ringrazio quanti ci hanno creduto fino in fondo da sempre, ringrazio l'imprenditore aggiudicatario che, benché non del settore, con coraggio ha voluto investire nell'azienda che a Verona ha inventato il Pandoro. Il suo nome vuole rimanere riservato fino all'eventuale aggiudicazione definitiva. Ci fermiamo per qualche istante, poi torniamo con altre notizie, vi aspettiamo. Torniamo in diretta al telegiornale del Veneto, quartiere Pertini. Adesso non c'è pace perché dopo l'occupazione abusiva di luglio ce n'è una nuova di queste ore, i residenti sono sul piede di guerra. Ieri sera verso le 20 sono stato allertato dagli vicini, i quali si erano subito immediatamente attivati perché questa era un'abitazione occupata precedentemente, il proprietario, cioè quello che l'aveva occupato era andato via, sembrava che la cosa si fosse risolta, ma dopo un paio di mesi circa è ritornato a rioccupare l'abitazione. Via Camporese, quartiere Pertini a Mestre. Il comitato di residenti denuncia un'altra occupazione abusiva. Sono andato a fare un esposto alla Guardia di Finanza in quanto questa famiglia Sinti, che occupa abusivamente l'appartamento, ha creato un'azienda di compravendita di macchine usate e non solo, con sede in via Camporese 15, proprio nell'abitazione occupata. Rocelli è certo che quell'appartamento venga usato per molteplici motivi. Abbiamo il controllo di vicinato e il comitato di quartiere che monitora
il tutto e elabora, e quindi in questo caso abbiamo i dati certi. Tenete in considerazione che questi che hanno occupato la casa, che hanno fatto l'azienda di compravendita, si fanno anche la pubblicità su Facebook, quindi è tutto segnalato, codice fiscale, partita IVA, insomma qua se ne fregano delle regolarità e cercano di fare quello che vogliono. Non bastasse, il comitato denuncia un'altra questione. Nell'appartamento al Civico 57, occupato abusivamente lo scorso luglio da una donna che è riuscita a farsi aprire dai vigili del fuoco con un escamotage, è iniziato un via vai sospetto che preoccupa i residenti. Questi signori sono ritornati a suo tempo con un inganno e purtroppo adesso comincia a essere un via vai di trolley, di gente, per amor di Dio, con tatuaggi, gente che non conoscono, nessuno sa niente, e purtroppo questa gente di questo condominio sono persone che hanno circa 75 anni, non vengono più fuori di casa perché hanno paura che a suo tempo, finché vanno a fare una piccola spesa a un centro commerciale qui vicino, gli aprono la porta e vadano dentro. Sono terrorizzati. Qua non se ne può più, quando speriamo che vada via presto, che l'Ater faccia qualcosa, mi ho anche paura, perché essendo quando che si suoi, si ha anche paura. Udite, udite, persino i media nazionali si sono accorti del problema del ponte di Bassano che raccontiamo da anni, ma è meglio fare un po' di chiarezza. I media nazionali accendono i riflettori sul Ponte Vecchio. La miccia che ha scatenato il tam-tam mediatico sono i lavori di somma urgenza, perché le stilate 3 e 4 hanno registrato dei movimenti. Meglio intervenire allora, e dalle parole si è passati immediatamente ai fatti, con la delibera di qualche giorno fa e il sopralluogo di una ditta specializzata in lavori subacquei effettuato in giornata. Il Comune sta pensando anche a una soluzione per limitare al massimo i disagi durante le finestre di chiusura del ponte, una passerella. Noi chiederemo a Genio Civile di poter escogitare insieme una soluzione che possa mitigare la chiusura del ponte, che ad oggi non è ancora quantificata, ma sicuramente in occasione dei lavori di somma urgenza che faremo adesso tra pochissimo una chiusura è prevista. Speriamo di poter avere da Genio Civile una risposta positiva rispetto a una qualche possibilità di allestimento. Due ipotesi sul piatto: la prima, una soluzione simile a quella utilizzata per la dunata degli Alpini, oppure una passerella sospesa. Nelle prossime ore vertice con il Genio Civile per decidere il da farsi. I lavori di somma urgenza precederanno il via al cantiere vero e proprio, dovrebbe cominciare in dicembre-gennaio. Se si pensa a come è andata, con i lavori affidati da un tribunale a una ditta che poi non li ha completati, il rammarico è tanto. Ma ora c'è una nuova impresa e la speranza di vedere il Ponte Vecchio salvo crescono. Intanto, per venire incontro ai commercianti di Angarano, preoccupati dal calo di affluenza nei momenti di chiusura del Ponte Vecchio, il sindaco ha un'idea. Abbiamo deciso di proporre ai commercianti di Angarano, attraverso le categorie dei commercianti bassanesi, la realizzazione di alcuni eventi particolarmente attrattivi proprio lì in Angarano, in modo da mitigare, quando ci sarà la chiusura, la mancanza di attrattività e di possibilità di raggiungere quegli esercizi specifici. Il grande calcio su Antena 3 da domani, ogni martedì e mercoledì, a partire, come dicevamo, da domani la Champions League torna in TV, qui Studio Voi Stadio, l'attesissimo programma storico, coinvolgente appuntamento di informazione sportiva arriva in prima serata su Antena 3, dopo 20:10 e l'edizione flash del telegiornale del Veneto, il miglior calcio europeo torna in televisione con i commenti delle partite, le emozioni e l'entusiasmo dei tifosi e le immancabili polemiche. Dunque da domani. Resta il tempo di ricordarvi gli ospiti di questa sera. A 20:10 ci sarà l'assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari, poi alle 21:15 c'è Ring sui temi di attualità, le anticipazioni sul taglio delle tasse, la manovra finanziaria, la polemica tutta interna alla maggioranza di governo sull'autonomia del Veneto. In studio il senatore Andrea Ferrazzi del PD, Roberto Marcato della Lega, Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia Rovigo, Jacopo Berti del Movimento 5 Stelle. È tutto per questa edizione, adesso previsioni meteo per le prossime ore. Grazie, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Nuvolosità in aumento oggi sulle nostre regioni, ma in un contesto comunque di caldo anomalo.
ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da un cielo parzialmente o irregolarmente nuvoloso un po' su tutti i settori. Isolati rovesci saranno possibili sul Veronese, specie nel pomeriggio. Diamo uno sguardo alle temperature previste. Le minime saranno comprese tra 15 e 20 gradi. I valori massimi oscilleranno invece tra 25 e 28 gradi. Passiamo ora al Friuli Venezia Giulia. Bel tempo ampiamente soleggiato sulla nostra regione con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori e ancora con clima estivo. Diamo un'occhiata anche alle temperature previste in aumento. Le minime saranno comprese tra i 16 e i 18 gradi. I valori massimi invece saranno oscillanti tra i 27 e i 29 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Tempo più instabile, con tante nubi e anche con alto rischio di precipitazioni nel corso della giornata, specie durante le ore pomeridiane. Andiamo a vedere anche le temperature previste. Le minime risulteranno comprese tra i 15 e i 16 gradi. Le massime sono previste invece in calo, oscillanti tra i 24 e 28 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.